Siamo al Caltanissetta dove dalle 2 di ieri c'è un incendio che sta mettendo a dura prova le forze dell'ordine di Caltanissetta e le istituzioni. Il signor sindaco forse è stato inizialmente sottovalutato questo incendio che ora veramente è preoccupante. Non lo so se è stato sottovalutato, sicuramente oggi è una riportata importante, devo dire che le forze oggi dei vigili del fuoco, la stessa polizia municipale, la protezione civile sono veramente per evitare l'incendio. Sicuramente il caldo, siamo sotto 44 gradi, sicuramente non ci sta aiutando, almeno questo vento caldo, mi auguro che possa a breve finirsi questo brutto momento. Attraverso cosa ho chiesto al prefetto l'eventuale intervento di altre unità, perché sicuramente da solo potremmo non farcela, però già avevo i camere in funzione là sotto alla zona terraplanata da Santa Barbara da stamattina da oggi alle 2 si sono riusciti a spegnere una serie di incendi. Speriamo adesso di completare questa parte. Nei giorni scorsi ci sono state delle polemiche, tra l'altro, perché lei comunque aveva dato anche disposizioni, c'era un'ordinanza che diceva che insomma i privati si dovevano anche mettere un attimino al lavoro e quindi sistemare anche delle zone che l'amministrazione comunale a volte non riesce a sistemare. No, l'amministrazione comunale sarebbe molto generico, voglio togliere la qualsiasi responsabilità di fatto, ciò che è di proprietà comunale deve essere fatto dalla proprietà comunale, ciò che è dalla proprietà privata deve essere fatto dalla proprietà privata, ciò che deve essere fatto ad esempio dalla regione siciliana deve essere fatto dalla regione siciliana. Gran parte dell'incendio è scaturito dalla parte ad esempio di Santa Barbara in un'area che era della regione siciliana. E allora in questo momento sicuramente deve vincere questo principio, dobbiamo aiutarci tutti. Se pensiamo che il comune deve fare tutto sarà impossibile per motivi economici, per motivi organizzativi. Anche di competenza. Anche credo di competenza, credo che il giudizio sia questo. Oggi assistiamo a un danno immane che spero possiamo quantificare, possa essere almeno. Sono in pericolo delle abitazioni com'è? Sono in pericolo delle abitazioni, alcuni abitanti sono stati già fatti evacuare dall'area di appartenenza, tutto è sotto controllo, mi auguro che non ci siano problemi per la salute. Speriamo. Grazie mille. Grazie.